tragico schianto in Veneto sulla Piovese a Codevigo. Giovanissimo automobilista si scontra frontalmente con un mezzo pesante. Il 22enne tedesco abitava a Chioggia. Da ieri non c'erano più speranze. Oggi dichiarato morto Giacomo Bologna, lo studente universitario di Possagno che si era scontrato in moto contro un furgone a Pieve del Grappa giovedì e avrebbe compiuto 21 anni fra un mese. Autobus di linea prende fuoco nel pomeriggio a Villa del Conte nel Padovano. Panico a bordo per una trentina di giovanissimi tra i 15 e i 17 anni che sono riusciti a mettersi in salvo a provvidenziare l'intervento dei vigili del fuoco. Primo allontanamento da zona rossa a Jesolo per 4 bellunesi con precedenti. Con finto Kalashnikov minacciavano e terrorizzavano i passanti. Intervento delle forze dell'ordine lungo l'argine dell'Adige ad Anguillara Veneta per bloccare un rave party illegale. 80 giovani sorpresi dalle forze dell'ordine. Domani i funerali di Giancarlo Gentilini a Treviso, camera ardente a Casugana. La città si fermerà per permettere al corteo funebre di percorrere i luoghi simbolo. In Piazza dei Signori, rintocchi della torre civica imponenti il servizio d'ordine. Antenna 3 seguirà in diretta dalla mattina e fino alla fine della cerimonia l'addio a Gentilini. Oggi via vai continuo alla camera ardente al Cafoncello, dalle lacrime di amici e compagni di partito alla commozione della gente comune. Dal 7 maggio il conclave per eleggere il nuovo Papa. Il Veneto tifa per il cardinale Parolini. Intanto sono tornati da Roma i giovani che hanno partecipato al giubileo degli adolescenti e ai funerali di Francesco. Buonasera e benvenuti all'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Ed ora la cronaca, ancora uno schianto mortale lungo le nostre strade. L'incidente sulla strada dei pescatori a Codevigo. La vittima è un 22enne italo-tedesco residente a Chioggia. Uno schianto violentissimo che non ha lasciato scampo al giovane conducente di una Dacia Sandero, ennesima vittima delle strade padovane. L'incidente mortale poco prima delle 10 lungo la strada dei pescatori a Codevigo, vicino al ponte sul Brenta, allo svincolo per Aromea. L'impatto tra l'auto che viaggiava in direzione Padova contro un mezzo pesante di un'impresa edile che invece stava percorrendo la strada verso Chioggia. Per il conducente dell'auto non c'è stato nulla da fare. Si tratta di un 22enne italo-tedesco, Yuri Haas, residente a Chioggia. La vittima è stata identificata solo nel tardo pomeriggio. L'auto che guidava infatti aveva targa tedesca e indosso il giovane non aveva i documenti. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarlo dalle lamiere. I soccorsi arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ferito non in modo grave il conducente del tir, un 43enne di Fiesso d'Artico. In pochi giorni in questo lembo di terra tra le province di Padova e Venezia ci sono stati 5 morti in incidenti stradali. L'incidente in un tratto rettilineo è successo con sicuramente l'invasione da parte di uno dei due mezzi della carreggiata opposta e al di là di tutte le considerazioni che si possono fare sulla messa in sicurezza che è necessaria, è fondamentale, come dico sempre in queste ultime settimane è fondamentale anche la prudenza e l'attenzione da parte dei cittadini e degli utilizzatori delle strade. Penso sia giunto il momento che gli enti superiori, ANAS, Regione e Ministero facciano una considerazione seria su come affrontare questa situazione. Ormai nelle ultime settimane diventa quasi un appuntamento settimanale e ritengo che questo non vada assolutamente bene. La strada dei pescatori è rimasta chiusa fino alle 13 per consentire il recupero dei mezzi e la pulizia stradale. I rilievi dei carabinieri chiariranno le cause e la dinamica dello schianto. Enorme dolore per la scomparsa di Giacomo Bologna, lo studente universitario di Possagno, rimasto coinvolto giovedì scorso in un terribile incidente a Crespano di Pieve del Grappa. Sono stati giorni di speranza, giorni di preghiera perché Giacomo Bologna riaprisse gli occhi, ma le ferite riportate in quel terribile incidente stradale di giovedì scorso non gli hanno lasciato scampo. Si è spento all'ospedale di Treviso dopo giorni di agonia. Avrebbe compiuto 21 anni il prossimo mese di giugno, figlio unico, viveva con i genitori in Contrabroia, Possagno e proprio a casa stava tornando quel maledetto pomeriggio quando in sella alla sua Ducati, subito dopo la curva in via San Pancrazio a Crespano di Pieve del Grappa,
si è scontrato con un fuoristrada condotto da un 73enne. Le sue condizioni sin da subito erano parse disperate. Era stato egli trasportato al Cafoncello. Fino all'ultimo istante ci si è illusi che potesse farcela. La sua morte ha distrutto, oltre alla famiglia, anche tutte le persone che lo avevano conosciuto. Visibilmente scosso il sindaco di Possagno, Valerio Favero. È un qualcosa che penso sia indescrivibile, perché perdere un figlio a 20 anni in questo modo è qualcosa che non si può descrivere, non si può dire. Tutta la nostra comunità si stringe attorno ai genitori, attorno alla famiglia nel dolore e non possiamo dire altro. Lei era in ospedale assieme ai genitori? Sì, sono stato giù a portare il mio saluto a Giacomo e un abbraccio alla famiglia su un momento che è davvero difficile da vivere. Sono un papà anch'io e non ho idea di come possa essere questo momento per loro. Lungo una strada che avrà fatto centinaia e centinaia di volte. Sì, purtroppo sì, però siamo tutti appesi a un filo e quindi godiamoci la vita e viviamola a pieno, il più possibile. Giacomo Bologna frequentava il terzo anno di ingegneria a Padova. Dopo il diploma al liceo Brocchi di Bassano, all'indirizzo quadriennale di scienze applicate. Brillantemente era stato scelto per un progetto legato allo studio dell'intelligenza artificiale da tenere sempre al Brocchi come assistente docente. Attivo nel gruppo giovani della parrocchia di Fietta di Paderno del Grappa, sempre pronto ad aiutare il prossimo, era un membro importante della comunità del piccolo paese trevigiano. Sul punto dove si è verificato il terribile incidente c'è un mazzo di fiori per ricordarlo, e mentre facevamo le riprese, lontano dalle inquadrature, un amico ha sussurrato: sono certo che ora Giacomo sia in un mondo migliore. Sono ancora in corso di accertamento le cause per cui un autobus di linea di Bus Italia abbia preso fuoco nel pomeriggio di oggi in via Corsi a Villa del Conte, nell'Alta Padovana. Nessuno dei circa 30 ragazzi tra i 15 e i 17 anni è rimasto ferito, nonostante le fiamme abbiano distrutto completamente il mezzo. Sul posto i carabinieri del Norma di Cittadella, la polizia locale del Campo San Pierese e 2 squadre dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo, che ha anche danneggiato un palo della Telecom. Primo allontanamento da zona rossa a Jesolo. Si tratta di 4 bellunesi con precedenti con un finto Kalashnikov. Minacciavano e terrorizzavano i passanti. A Jesolo, primo daspo urbano da zona rossa per 4 ragazzi bellunesi che insieme all'amico neopatentato al volante completamente ubriaco, il quinto del gruppo di amici tra i 24 e i 31 anni, sabato scorso verso le 7 di sera, imbracciando un Kalashnikov AK-47, poi il risultato finto, minacciavano e terrorizzavano la gente di passaggio in piazza Trieste, all'angolo con via Aquileia, seminando il panico e il terrore tra passanti, residenti, turisti e i tanti commercianti della zona. È qualcosa di gravissimo, perché voi sapete che il panico tante volte crea delle situazioni ancora peggiori che non gli atti stessi. E quindi ben venga, complimenti alle forze dell'ordine che sono stati velocissimi e che hanno espulso queste persone. I 5 denunciati in concorso per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, visto che in auto è stato ritrovato anche il coltello a serramanico della foto, poi sequestrato dagli agenti della polizia locale insieme al fucile d'assalto, allontanati con daspo in 4 perché presenti in una delle zone rosse della città dove non potevano esserci, visti i precedenti penali per spaccio a loro carico. Misure di sicurezza straordinarie, queste delle zone rosse, presenti a Jesolo fino al prossimo 6 maggio compreso, ma il sindaco non esclude possano essere nuovamente procrastinate al prossimo tavolo con il prefetto Darcopellos. Un messaggio, un monito nei confronti dei giovanissimi che spesso all'inizio dell'estate arrivano verso il mare e pensano di trovare un porto franco dove si può fare un po' quello che si vuole. In realtà non è così, il territorio è presidiato. Nel weekend, oltre alla polizia locale, anche l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno fatto dei pattugliamenti e in generale la situazione è stata assolutamente positiva e sotto controllo. Intervento delle forze dell'ordine lungo l'argine dell'Adige ad Anguillara Veneta per bloccare un rave party illegale. Stavano ancora ballando domenica mattina quando i carabinieri di Bagnoli di Sopra, con il rinforzo dei colleghi giunti da Padova e Rovigo, hanno interrotto la musica e denunciato i 2 organizzatori di un rave party ad Anguillara Veneta, nella Bassa Padovana, in località Borgoforte.
La festa era stata organizzata in una zona rurale vicino all'argine del fiume Adige. Quando le forze dell'ordine sono arrivate, hanno trovato un'ottantina di giovani che sono stati tutti identificati. Guai per i 2 organizzatori, un 31enne di Verona e un 40enne residente nel veneziano, che sono stati denunciati. Dopo lo stop alla musica, i partecipanti hanno ripulito l'area e sono stati fatti allontanare dalla zona. Domani Treviso, in lutto cittadino, si fermerà per dare l'estremo saluto a Giancarlo Gentilini. Oggi le riunioni operative per stabilire ogni singolo aspetto di una giornata che segnerà la storia della città. Camera ardente a Cassugana e poi il feretro passerà lungo le vie della città, sostando in alcuni punti come Piazza dei Signori, dove ci saranno i rintocchi della torre civica. Poco dopo mezzogiorno di oggi il primo cittadino Mario Conte ha raggiunto la cappella funeraria dell'ospedale Cafoncello per un gesto carico di significati. È stato il primo gesto del sindaco Conte, non appena giunto alla Camera Ardente di Giancarlo Gentilini nella cappella funeraria dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Primo dei tanti tributi che la città non solo sta preparando al suo sindaco per sempre, stabiliti nelle riunioni operative in prefettura e municipio. A partire dal lutto cittadino per la giornata dei funerali e della Camera Ardente che sarà allestita dalle 10 nell'androne di Cassugana. Abbiamo voluto riportare Gentilini nella sua seconda casa, che è il municipio, e quindi da domani dalle 10 alla 14 la bara sarà visitabile presso l'atrio di Cassugana, poi attorno alle 14:15 partirà un corteo che toccherà i punti principali proprio su desiderata del sindaco Gentilini, quindi passeremo per Piazza San Vito, toccheremo Piazza Indipendenza, quindi simbolicamente il Salone dei 300, ci fermeremo qualche minuto in Piazza dei Signori, dove verrà salutato dai rintocchi della torre civica, sfilerà lungo il Calmaggiore, un passaggio in Piazza Duomo, Piazza Vittoria, per poi arrivare al Tempio di San Nicolò, dove verrà celebrato il funerale. Alle 15:30 all'inizio della cerimonia funebre, presieduta dal vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, davanti ad una platea di non meno 2000 persone, tanti i posti a sedere che saranno predisposti sin dalla mattinata all'interno del Tempio. Per l'evento gran parte dell'area esterna alla chiesa sarà liberata dalle auto per permettere a chi non riuscirà ad entrare di poter comunque seguire la cerimonia religiosa e le successive orazioni funebri. Con il sindaco Conte prenderà la parola il presidente della regione Luca Zaia e quasi sicuramente il segretario nazionale della Lega e vice premier Matteo Salvini. Hanno dato conferma fino a questo momento il vice premier Salvini, il ministro Nordio. È probabile la presenza anche del ministro Giorgetti, saranno presenti i sottosegretari Bitonci e Ostellari, tantissimi parlamentari, degli europarlamentari e poi un'infinità di sindaci. L'obiettivo è quello di starci tutti per onorare e salutare nel migliore dei modi il sindaco Gentilini. Tra poco avremo modo anche di ascoltare alcune testimonianze tra coloro che oggi si sono recati alla Camera Ardente per rendere omaggio a Giancarlo Gentilini. Ed ora parliamo del dopo Zaia, centrodestra e centrosinistra ancora in alto mare con le candidature. Stiamo parlando naturalmente della candidatura alla presidenza regionale da Fratelli d'Italia stoccata ai leghisti. Basta parlare di Linea del Piave, il fiume sacro non si strumentalizza, ha affermato oggi nel corso di Focus TG Luca De Carlo. Poi quando io sento parlare ad esempio direttore di Linea del Piave, a parte che io non parlerei di Piave, perché insomma io ho fatto il sindaco 15 anni sulle rive del Piave, non l'ho mai sentito dire nulla se non passa lo straniero, evocando diciamo così i miti della prima guerra mondiale. Però insomma un fiume sacro alla patria, l'Italia non può essere strumentalizzato da una parte o dall'altra per un interesse di bottega. Il messaggio non potrebbe essere più chiaro, basta tirare in ballo la Linea del Piave in vista delle regionali, espressione spesso usata dagli esponenti leghisti per dire di fatto che il candidato presidente del centrodestra spetta a loro, Zaia o non Zaia. A Focus TG, ospite del direttore Luigi Bacialli, il numero 1 dei meloniani in Veneto, dice semmai che il Piave altro suggerirebbe. Il Piave è il fiume sacro alla patria, dovrebbe unire, infatti il messaggio del Piave è lavoriamo tutti uniti
perché tutti uniti sappiamo dare risposte ai cittadini, eppure in un momento di difficoltà come questo. Insomma, lo straniero non è da intendersi dentro la coalizione, fa intendere De Carlo, che conferma anche come il dado, in un senso o nell'altro, non sia stato affatto tratto, anzi. Oggi non c'è un accordo già fatto, che oggi non c'è un partito che sicuramente governerà il Veneto, ma ci sarà una straordinaria coalizione fatta da tanti partiti sul quale Fratelli d'Italia sa di poter dire la propria, proprio per essere il primo partito in Veneto. E sembra lunga la strada per individuare un candidato presidente anche nel centrosinistra, pure qui ancora nessun nome ufficiale. Stiamo ragionando attorno al nome che possa interpretare al meglio la volontà di presentarci come un'alternativa a questa destra che ha governato nel corso di tutti questi anni e che finisce, secondo me, anche non positivamente il proprio mandato. Lo finisce con liti e tensioni, ma anche con risultati che non si vedono. Autonomia e pedemontana, solo per citare due fronti aperti, emergenza casa e sicurezza del lavoro, i temi urgenti. Al momento non si prevedono primarie. Diciamo che la strada prioritaria che è stata scelta in questo momento è quella di individuare una soluzione nel confronto interno alle forze che costituiscono questa alleanza di centrosinistra. Pur non avendo alcun ruolo nel Partito Democratico, sono un semplice iscritto, vorrei dire la mia sul candidato presidente della Regione Veneto. Inizia così un lungo post su Facebook dell'ex sindaco di Padova, Flavio Zanonato, a sostegno della candidatura di Vanessa Camani alla presidenza della Regione Veneto. Vanessa ha assunto il ruolo di capogruppo del partito più grosso del centro-sinistra, ha scritto Zanonato, ha svolto bene il suo lavoro, è diventata sempre più autorevole nella critica al governo Zaia. Un endorsement, quello di Zanonato in piena regola, che continua così. In poco tempo si è vista un'iniziativa regionale che ha fatto tornare sulla scena il centro-sinistra in Veneto. Secondo me dovrebbe essere da questa figura che dovrebbe partire un ragionamento e una discussione con le altre forze politiche, chiamate ovviamente a formulare delle proposte. E allora, come annunciato, andiamo ad ascoltare le testimonianze di cordoglio che Lucio Zanato ha raccolto tra coloro che oggi si sono recati alla Camera Ardente di Giancarlo Gentilini. Vi ricordiamo che Antenna 3 seguirà in diretta i funerali di Gentilini dalla mattina fino alla fine della cerimonia. Il primo tra gli amministratori di Treviso a voler salutare il sindaco per sempre Giancarlo Gentilini nella cappella funeraria del Cafoncello è stato l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese. Tanto dolore per la scomparsa di un amico, ma penserò alle parole che prendevo tramite i suoi pizzini, tante, e mi diceva: guarda che quando io ti scrivo vuol dire che ti voglio bene. Poi il passaggio del direttore generale dell'ULSS che ha abbinato il ricordo di Gentilini a quello di suo padre. Poi alla fine ci troviamo tutti insieme e chissà che metta ordine anche là, che c'è bisogno sempre comunque di ordine. Lui riusciva a farlo questo con simpatia, con tranquillità e con gentilezza. Anche Dimitri Coin, da amico, da segretario provinciale della Lega e da parlamentare, ha voluto portare il suo saluto per una persona ed un carattere inimitabile. Lascia un vuoto che è incolmabile. I tempi sono cambiati, ma quel coraggio che ha dimostrato è il lascito vero che dovrebbe lasciare a tutti quelli che amministrano e che fanno politica. Eredità ed esempio soprattutto per le nuove generazioni della politica. Lui ha fatto crescere una classe dirigente, cioè attorno a lui sono cresciuti dei ragazzi che hanno potuto godere della sua capacità di amministrare. Ci lascia una scuola, un modo di come comportarsi con la gente quando si fa politica. Un sindaco in mezzo alla sua gente, soprattutto a quella che per età o malattia viene quasi messa in un angolo. In casa di riposo, nei 15 anni che ci sono stato io, non ha mancato un centenario a venire a fare gli auguri, quindi credo che ci siano più foto sue con i centenari sui tavolini delle case di riposo dell'Isra che non in tanti altri posti. La città lo ricorderà comunque Gentilini, ha lasciato un segno che difficilmente riuscirà a essere cancellato. Una convinzione condivisa anche da chi pur sull'altra sponda politica non è mancato l'ultimo saluto. In quegli anni là, seppur noi l'abbiamo molto contrastato, lui ha dato un'impronta alla città. È un uomo che però non ha mai utilizzato e usufruito delle porte che gli sono state aperte per fare una carriera politica. Di questo chapeau. Lei prima ha detto che non l'ha mai votato. Sì, è vero. Eppure? Eppure è una persona rara, straordinaria,
da imparare sempre. Ecco. È stata fissata la data di inizio del conclave. Il 7 maggio i cardinali entreranno nella Cappella Sistina per eleggere il nuovo Papa. Intanto sono tornati da Roma i 2200 giovani padovani che hanno partecipato al Giubileo degli adolescenti e ai funerali di Papa Francesco. Resterà un'esperienza unica nel cuore di migliaia di giovani, un giubileo che mai avrebbero pensato di vivere, così segnato dalla morte di Papa Francesco. Oltre 2200 gli adolescenti padovani che hanno vissuto la storia partecipando anche alle esequie del pontefice in piazza San Pietro e poi attraversando la Porta Santa della chiesa di San Paolo fuori le mura a Roma. Sono penso i due aspetti della nostra speranza. Ecco, c'è un aspetto che viviamo noi a volte nella fatica e nella difficoltà, e la speranza forse a volte è anche nella fatica e nella difficoltà, nell'esperienza della morte con cui abbiamo accompagnato i funerali di Papa Francesco, e anche avere lo sguardo volto alla risurrezione del Signore e sapere che c'è un amore che vince il peccato, una vita che vince la morte. Ai 12.000 giovani arrivati dal Triveneto per unirsi a tutti quelli giunti dal resto d'Italia si è rivolto il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, ieri mattina nella messa solenne a San Pietro, un'omelia nel segno della speranza, come avrebbe voluto Papa Francesco, speranza che arriva dopo la fatica di un cammino e dopo la morte, come nel ricordo del pontefice. La sensazione proprio della universalità della Chiesa, non soltanto per l'estensione, ma anche perché è mandata a servire tutto della persona e del mondo, non soltanto se stessa oppure i cristiani, i credenti, ma ad essere serva di umanità nei confronti di tutti quelli che incontra, e che noi invitiamo i ragazzi a inserirsi in questo flusso di donazione. Credo che sia un modo per arricchire anche il senso che i ragazzi possono dare alla vita. Gli adolescenti padovani hanno poi incontrato il vescovo di Padova Claudio Cipolla, che li ha accompagnati a Roma insieme a tantissimi educatori. È entusiasmante vedere come ci siano anche dei ragazzi che comunque restano sensibili alle questioni spirituali. Erano presenti, attenti, interessati, e mi sembra che sia molto importante stare con loro. Non so, penso che poi prima o poi matureranno delle domande, ma devono sapere che c'è qualcuno a cui poterle porre. E il passaggio della Porta Santa, io penso che sia da presentare come una scelta che oggi deve essere fatta di ciascuno, di inserirsi nel mondo del Vangelo, nel mondo della fede, che per i ragazzi resta un mondo entusiasmante se lo si viene presentato. Dopo la messa a San Pietro, ieri sera i giovani padovani hanno fatto rientro in città a bordo di 33 pullman. Con questo per ora è tutto, vi lasciamo alle previsioni del tempo. Dopo di noi l'edizione di Venezia e quindi di Treviso. Buonasera.